Eccoci all'interno del nuovo stadio per darvi un aggiornamento su quelli che sono i lavori di costruzione della curva sud. Come potete notare alle mie spalle proseguono in maniera molto veloce e soprattutto da quest'oggi possiamo notare come sia stato praticamente montato lo scheletro per il sostegno del maxi schermo della curva sud, perché come ben saprete nel nuovo stadio saranno due i maxi schermi che faranno compagnia alle partite casalinghe dell'Udinese. Dunque praticamente pronta questa struttura all'interno del quale verrà appunto montato il maxi schermo. Proseguono anche i lavori di copertura della curva sud, praticamente già dall'esterno sono visibili in maniera direi assolutamente netta queste coperture che permetteranno agli ospiti della curva sud di poter godere la partita indipendentemente da quelle che saranno le condizioni meteorologiche della giornata. Non sono ancora presenti le poltroncine colorate che sono invece all'interno di tutto lo stadio, almeno per quanto riguarda la curva nord e la sessione distinti, però è praticamente ovvio che l'arcobaleno di colori si completerà anche per quello che riguarda la struttura della curva sud. I lavori dovrebbero terminare per la prima di ritorno con la Juventus, magari, chissà, potranno terminare anche prima, vista la velocità con cui i lavori proseguono. Davvero non c'è un attimo di sosta per gli operai che giorno e notte proseguono nella costruzione di questo magnifico impianto. Per il 2016 l'Udinese e i suoi tifosi avranno la loro nuova casa praticamente completa. Il maxi schermo, proseguono anche i lavori di copertura della curva sud, praticamente già dall'esterno sono visibili in maniera direi assolutamente netta queste coperture che permetteranno agli ospiti della curva sud di poter godere la partita. Elettro per il sostegno del maxi schermo della curva sud, perché come ben saprete nel nuovo stadio saranno due i maxi schermi che faranno compagnia alle partite casalinghe dell'Udinese. Dunque praticamente pronta questa struttura all'interno del quale verrà appunto montato è praticamente ovvio che l'arcobaleno di colori si completerà anche per quello che riguarda la struttura della curva sud. I lavori dovrebbero terminare per la prima di ritorno con la Juventus, indipendentemente da quelle che saranno le condizioni meteorologiche della giornata. Non sono ancora presenti le poltroncine colorate che sono invece all'interno di tutto lo stadio, almeno per quanto riguarda la curva nord e la sessione distinti, però. Eccoci all'interno del nuovo stadio per darvi un aggiornamento su quelli che sono i lavori di costruzione della curva sud. Come potete notare alle mie spalle proseguono in maniera molto veloce e soprattutto da quest'oggi possiamo notare come sia stato praticamente montato lo scheletro